Amici del Festival dell'Oriente, sono Tanak, il vostro sciamano. Oggi sono qui perché è un momento particolare, è un momento dove tutti noi non possiamo né fuggire, né scappare, né andare da nessuna parte. E allora cosa ci rimane da fare? Una sola cosa: creare questo momento veramente molto difficile come una opportunità, dare a noi stessi l'opportunità di capire le nostre potenzialità, di capire quanto noi possiamo fare per noi stessi, ma anche per le persone che amiamo vicino a noi. Allora oggi, per creare qualcosa per voi, io vi farò un canto sciamano dedicato alla rinascita, a qualcosa che infonda in voi qualcosa di nuovo, perché il festival è e sarà sempre gioia. Addio tawamu mamamu watane mama mamu Yeshua. Ben arrivati oggi è una giornata importante per tutti voi, perché vi voglio guarire tutti. Oggi sì. E allora siamo in un momento veramente difficile. Perché siamo una popolazione piena di rabbia. Abbiamo la rabbia da tutte le parti. E allora io oggi ho creato appositamente per voi un rituale per scaricare la rabbia. E lo faremo adesso e vi guarirò. Vi stendete le gambe perché così siamo in una situazione di scarico. Allargate le braccia e ora portate tutte le rabbie qui nella pancia. Fate questo gesto. Poi le fate girare un po' le mani, perché quando uno è arrabbiato girano, se girano. A questo punto le portate su verso la bocca, piano piano, così, fino ad arrivare davanti alla bocca, e quando siete davanti alla bocca girate le mani. E quando io vi dirò ora, voi farete un urlo di rabbia disumano e comincerò a guarirvi. Ora! Vedo che c'è qualcuno più incazzato degli altri, ma va bene così. Adesso, secondo step, che è quello basilare, che è quello che vi guarirà tutti. Guardatevi l'un con l'altro, faccia con faccia. Se siete in tre, guardate quello nel mezzo. Fatelo adesso. Vai, guardatevi in faccia, perché quando vi dirò ora, vi urlerete in faccia. Ora! Mamma mia, che spettacolo! Tutti guariti. Siete tutti guariti. Perché finalmente avete fatto quello che da anni aspettavate, specialmente le coppie. Bene, adesso che siete tutti guariti, vi porterò dentro al mio mondo, e il mio mondo è quello del suono. In questi 25 anni ho studiato tutte le formule possibili e immaginabili che il suono può dare per la cura. E è venuta fuori una cosa straordinaria che si chiama lettura dell'anima. Lettura dell'anima è una cosa che faccio, fra l'altro, al mio stand, che è proprio in quella direzione, vicino al bar, in maniera privata, ma oggi voglio farvelo vedere dal vivo qui, e mi servirebbe una persona che viene sul palco. Vai, perfetto, devi passare da dietro. La lettura dell'anima è una cosa particolare perché
la faccio solo io in Italia ed è una cosa di empatia completa con la persona, si mette in ascolto e si canta la propria energia. Ciao, come ti chiami? Luisa, piacere mio. Guarda, mettiti qui. Allora Luisa, farò questa lettura dell'anima cominciando ad ascoltarla e comincerò dalla testa e scenderò leggermente, piano piano, sul suo corpo e in questa maniera io vado ad ascoltare il suo presente, il suo oggi. La stessa cosa la farò dietro di lei e vado ad ascoltare il suo passato. In questa maniera io creo una sorta di mappa energetica di Luisa. Adesso tu, Luisa, chiuderai gli occhi e li aprirai solo quando ti metterò una mano sulla spalla. Tutto a posto? Facciamogli un applauso perché il canto è il suo. Grazie Luisa, grazie di essere stata con me. Bene, allora adesso per lasciarvi voglio fare una cosa particolare, importante. Questo tamburo per me è importante perché è dedicato a lei ed è importante perché per me Giulia, da adesso in poi, sarà il simbolo dell'amore. Io non voglio più parlare di violenze e non voglio più parlare di femminicidio, perché con più ne parliamo, con più gli diamo energia. Allora quello che dobbiamo fare è parliamo d'amore, ma quello vero. Io però per fare questo ho bisogno del vostro aiuto e ho bisogno che vengano sul palco 2 donne e 2 uomini vicino a me per fare questo rituale. Prego, venite. 2, mi servono 2 uomini, è importante che ci siano gli uomini. Non vergognatevi, io lo so che l'uomo di solito si ritrae. Vai, dietro. Un altro uomo, vieni, perfetto, venite, venite. Prego, metti le mani qui e tu stai dietro, no, tu stai qui, perfetto, metti le mani lì, tu mettiti dietro a lui e tu ti metti dietro lei con le mani sopra le spalle. Perfetto. Sì? Questo è importante perché credo che nessuno di voi si conosca, giusto? Perché l'amore, quello vero, è quello incondizionato
è quello che noi vogliamo e vogliamo il bene dell'altra persona. Questa è la cosa più importante. Questo canto è dedicato a Giulia e a tutte le persone che amano. You tell me who I'm on. You tell I'm a waiting. What a show I know it all and I'm well. You tell I'm right now waiting when I'm a woman. You deal one way above and in way Come va? È arrivato? Grazie di essere stati con me. L'amore salverà il mondo, è sempre stata così. E adesso, per andare via da questo palco, vi dovete fare un saluto. E il saluto è: sulle mani! Bravi, così! Perché ora, quando vi dirò ora, farete un urlo così forte da spazzarmi via dal palco.